ricordi più i nostri 15 anni. Sulla strada della scuola ci si incontrava e parlando del più e del meno dei nostri affanni, con la radio sull'orecchio si sentiva. Prendevamo insieme il primo tram al volo e scandalizzando un prete vi baciavi e guardandomi negli occhi sussurravi. Oh Carol, I am but a fool, darling I love you, so you turn me through. 15 anni, poesia di un'età che non ritorna, sulla bicicletta senza mani. Perché ci sta figliola ma faccia musica? Non ti ricordi quando domani faccio 15 anni? Io che vuole dire che domani faccio 15 anni? Quando posso spaccare i timpani, manda parte il cervello. Perché tu sei bestia, perché tu sei bestia, perché non capisci che la figliola è eufirica, è tutta eufirica. Euforica si dice. E fu sta a Brescia, 30 anni di Brescia e manco italiano da imparare. 30 anni di Brescia e manco italiano, dire che io ho stato a Brescia per tanti anni. Poi ho conosciuto te e mi sono imbastarduta. Va bene? Però, tornando a noi, 15 anni però, mai una pizza, mai un ballo, una figliola seria, proprio. Perché suonava un passo come a mia? Se fosse per te. Io sono una mamma all'avanguardia, caro mio. Io sono un pace di guardia, cara mia. Ancora non ci credo che faccio 15 anni. Ancora più quando cominciavamo a camminare, con le gambazze aperti. Un bello mucco che ci scendeva in terra. E quando risa sopra una parolina, ti ricordi, Altio? Che tenerezza! Ma che mamma! Cacca! Cacca? Mi rizzopino ancora! Lo faccio tenerezza alla cacca? Non ci credo manco che è mia figlia. E tu ci credi? Se tu hai dubbi te ne tilli per te. E mia figlia o 100%. Sì. Intanto l'esame, come si dice, tu cosa dai? L'esame non detettino non ci registri mai. Un detettino è un eno pisorici. Un detettino. C'è bisogno di fare l'esame. Senti, ci cattiamo un bello realo, ci cattiamo UCC, il franco battezzato. UCC? Il franco battezzato. UCC, chi è UCC? UCC, tu cosa ti catta, tu cosa senti la musica? UCD? UCD? E voi? Il franco battezzato. E quel franco battezzato, ma ho Battezzato, che tu canta una bella canzone che facci cucurrucucù, paloma, ai, cantavano. E che si chiama battezzato? E come si chiama? Battiato si chiama. Perché sei ignorante, perché sei cardolo, perché è battiato in dialetto, battezzato in italiano. Battiato è nome d'arte, cretina. Non è la traduzione dell'italiano al dialetto. Tempo perduto a Brescia, tempo perduto.
Insomma, ci vuole fare un regalo o no? Realo non ce ne facevamo, 15 anni che ci facevamo la torta e ci facciamo sempre la torta Sì, frusta. la torta a 15 anni. Sì. A 7 anni la torta, a 8 anni la torta, a 9 anni la torta, sempre torta, ci facciamo bene. A 16 anni? Torta, 17? torta, 18? tortazza. Tortazza. A 19, torta. A 20, ultima torta. Fino a 20 anni si festeggia poi. Ah Pure sì? non si Perché festeggia. tu ti sperdisti che 21 anni sono importanti e ai miei tempi, quando una diventava ventunenne, diventava maggiorata. Maggiorata. Penso che i miei tempi erano maggiorenni. Maggiorenni. Senti, comunque io te lo devo dire che sono tanti anni che tu sei allergico alle ricorrenze e non ce ne ti fai. Perché sono anni che soffro, anni che soffro, che stai ascoltando, tu fai un mazzo e non c'è niente da fare. Ma ti faccio un mazzo. Un mazzo, un mazzo. Un mazzo di chi? Un mazzo di gigli, un mazzo di crisantemi, un mazzo di fiori. Per che cosa Per te lo faccio? l'onomastico mio, per l'onomastico mio. Ma se ti chiami Priscilla, che ma con tuo calendario non ci Non è sei? vero, quacciolone. Perché che mi inventate tutti i nomi? E pure non mi fai da festi e poi se la mette. Sì, sì. Priscilla, pare una cosa che spiega, scusate Priscilla, e dopo Villa. Dite, sì. Ah, vai. Per non parlare di tua mamma, Apollonia. Apollonia, pare che io i polli e ci metti il tuo nome, ma scusate te polli. Senti bello, vedi che nel mio albero ginecologico ci sono altri nomi di alto spessamento nobolare, non come tuoi, bello tuoi, Alfio. Alfio. Ma vai in Sicilia. Ogni tuo cristiano uno si chiama Alfio. Ma per favore, vai. Ma mettili come nonna Spedito e mia nonna Carolina. E pigliasto i punti da catastro alla lavatrice. Tutti nomi inventati che ci sono in tuo calendario, che sai, forse inventato pure un calendario. Ma per favore, vai, Sì. per favore. Per favore e per cortesia. Bella la mamma, gioia, e chi? Ti divertisti, ma ti balli, come si chiama la musica? Low. Mamma, Laus. Aus. Ecco, figlio. Sì. Papi, ti dovrei dire qualcosa. Parla figlia, parla. Alfi, nostra figlia ti deve dire qualcosa, anzi più di qualcosa. Silvana, parla. Prisci, sì tu. Papà, domani compio 15 anni, no? 15 anni della mia vita, 15 anni passati bene. Non vi ho mai cercato niente, però adesso è giusto, visto che comincio a crescere, che inizi a cercare qualcosa che si allinea con i tempi e con la mia età. Anzi, ho troppo aspettato, eh. Brava, brava figlia, come hai parlato bene, hai troppo aspettato. Non ti preoccupare che io e tuo padre saremo sempre vicino a te, vita natural durante, finché morte non vi separi. Ora lo prego da quando dice la messa. Teresa, ma te state zitto, state bene. Silvano, papà, dimmi che vuoi. Guarda, è una cosa da niente, che costa poco. Ma se tu stai qui non ci faccio niente, figlia. Papà, voglio... No. Che vuoi? Aggi in gomma. E non mi cercate mai. E Gingome, che ci vuoi? No, voglio la minigonna. Papà. Oddio, lo stiamo perdendo, lo stiamo perdendo. Finitela, tutte e due, mamma e figlia. Che vuoi? La minigonna. Ma pensa che facessi il bello che cosciazzi fuori non Ma c'è. sta zitto, stai cosciati fuori, sta zitto, stai, donna. E come vuoi stare? Ma non deve essere corta. Brava. Io veramente le conne lunghi non me ne ricordo. Ah, allora sai come sono? Oh, sai, aerei in cana una sopra l'autobus Caminigonna, la iva rossa con spacco qua. Come in canavo e incavallava la gamba, l'autista ti stava giudicando tutto. E qui era il secondo dia io a guardare in da faccia a chissà. E certo, tu ci guardaste se Secondo andava a far fallire.
Faccia io, bravo. Certo, lui guardava altro. Certo. Ma papà, ti rendi conto che domani compio 15 anni? E i tempi sono cambiati. Tutte le mie compagne vengono a scuola con la minigonna. E quando cantiamo, il professore di musica guarda e gli alza pure il voto. Capisci tu? Sì. Sì. Domani venivo a scuola e parlo io con preso, che ho fatto cacciare di tutti in scuola, brutto di musica. Che ci ha un vuoto qua, Guarda, mentre è cartuna che mi arriva a capire. Stava a ruare, ca. Sì, a me una gonna longa, chi non te peri? Papi. E non mi chiamare papi, che i papi sono a Roma. Eppure sono 15 anni che ti chiamo papi. A mia i cose corti non mi piace. Anzi, una cosa sola mi piaceva corta, ma non potessi. E che cosa, papi? La lingua di tua mamma. Allora, se vogliamo essere precisi, pure a mia mi piacciono le cose lunghe e ne capiscimo però. E mangiamo e despertiamo. Sì, sì. Vedi che tu a sta figliola ci facesti fare tutte cose fuori tempo. Ci cattato sul telefono l'anno scorso. Quando i suoi compagni già l'anno scorso si mandavano insieme. E molto di suoi compagni, io non mi interessa di suoi compagni. Io non me ne contano sentimenti. I suoi compagni vogliono fare che tu ponno. Oh. E che cosa mi compri allora? E che cosa ti compro? Tutto quello che vuoi. È un motorino per esempio? Ecco, bravo, motorino. Un motorino non è che un motorino costa assai, perché già un motorino costa assai di per sé. E poi non ci ammette la benzina magari. Certo. E non a fare l'assicurazione. E poi? E non ti accattare un casco. E non te l'ammettono un casco. E a fuori a motocaccia e non ti spasci i capelli. E non hai andare alla parrucchiera. E quanto mi gusta via? E poi ti sperdiste che è pericoloso. Un motorino è pericoloso in un lato. A minigonna è pericolosa di tutti i lati. E allora che cosa? Forza. Attaccato no tagliere, due tagliere. Ne ho 3. A fare chi tagli, che sa tagliare i cibolli. Tagliere e francesi. Tagliur, Bravo. Attaccato due pare scarpe. Due pare scarpe nere in giardino. Ma chi vuole scarpe per un giardino e manco lei in un giardino? Neri in giardino. Hai capito? No, non c'è netto con il giardino. Quella è una marca. Vabbè. E cosa allora? Forza? Tu pare magliette, tu pare jeans, che te è Io gente lavo tutte buone, tutte fermate. Davi dolce banana, monella disgraziata, che piace come si chiamano? Atti, agata, alla babbi. Sì, babbi e cretini, ma chi l'ambè? Insomma, tutte buone. Papi, hai pure un CD di Nino D'Angelo, un jeans e una maglietta. Ma tutte queste cose a 3 e 4 maravo, da quando ti cantavi? Il cattao, sono cattao. Tacca da testa, menogonna non dava, fino a quando campo io, non te ne menogonna mai non bene dava. una, uffa! Che pizza, che pizza. Avrei ragione, figliola. Che sabetto, guarda, ma proprio bello. Se bella tu, invece non mi appoggia a mia, te lo dici passa tu. Ma hai visto tutta cercava 15 anni, ma non può giurare un occhio. Io giuro un occhio e l'altro si scannano tutte. Ma vedi che là, con tanto vanno a respirare. Questa allergica va in giro, è meglio mi si tiene occupata là. Sì, ma non dicevo così quando mi mentiva io. Quando ero muzzita e mi piazzava io come una gonna. Ti ricordi? Razzavano per i capelli. Mi ricordo. Mi razzavano solo i capelli, che è davvero, molto davvero. Ma non capisci tu, non capisci che tuo figlio è una signorina che ha tutte le sue cosine al posto giusto. Ma io non capiscevo perché non aveva visto cosa porto giusto. Se mi cercava un'altra cosa, io ci accattavo. Ma me ne vuole no. Quando si fa, no, quando si marita, Certo. se vuole suo marito, speriamo che si marita uno peggio mia, così non si mente mai, se vuole suo marito si mente. Mamma, guarda l'arretrataggine che c'hai in questo cervello proprio.
Buonasera, buonasera, signor Alfio, signora Priscilla. Sono venuto a chiedere il permesso per uscire con Silvana. Andiamo a ballare ad una festa stasera. Poi andiamo a mangiare una pizza e domani, visto che è il suo compleanno, volevo chiedergli il permesso per andare a vedere un film d'amore. Permesso accordato! Per me ti accordate io che sogno, non mi chi scopa, per me ti accordato. Sentite giovanotto, mia figlia balla nella sostanza che ci catta in un stereo tanto. E la pizza si mangia chi che fa sua mamma con Mattarello, va bene? E film cuccefoli, non sentite mia figlia ancora si cartoni animati. I cartoni animati, che spiritoso! È un padre quando capisce che la figlia è diventata una donna. E che donna a tutti gli effetti. Ma siete venuti a darmi lezioni sulla femminilità? Perché voi siete uomo, un uomo che ha un maiuscola. Ciao! Possiamo andare? Il mio papi mi aveva detto già sì. Ah, Ok? sì? Andiamo. Ciao! Ciao belli, divertitevi e non sorate che vi viene il chitarro! Io non mi ricordo, come ci disse sì qua. Ci riusciste da spartisti! Questa qua non è che mi porta questi 15 anni e mi porta a casa mia, sai? Ma Ah, tu devi entrare nell'ortica! nell'ortica romangi su, mi sta dire, all'ortica. Devi- Nell'ottica si dice, Ma poi nell'ottica. devi capire che tuo figlio è una figliola seria, preservata, giudiziosa! E chi sta a 15 anni ne esce e va in pizzeria? A 16 anni che fai? A 16 anni, se ne viene con un bello piercing tutto cacà, un tatuaggio di mezzo chilo canti. E a 17 anni che A fai? 17 anni se ne vai 2 giorni a tavollaggio turistico con dei nudisti magari. E a 18 anni che fai? A 18 anni si face settimana bianca sulla neve. Con Sì. lo zito, con lo zito. Se si vuole pigliare la neve, se canta la bomboletta chi te carnevale, sì, voglio io la settimana bianca e così. Ma dire che a tua figlia ci piace sempre la neve vera. Quando neve cacca, già andata a terrazza e sa piglia. Guarda, io non dicevo assai. Ma se pigliato un pilo, ma dico un pilo da pace. Chi dirà più modernità, tu non sei per niente emancipato. Tu sei il retratazzo proprio da marro. Dai, Riccello, tu, Riccello! Non mi toccare a me pace che tu lo sai, ogni cosa che mi nomina a me pace, lascia stare. Io sì che capisciva, Io sì capisciva tutto cose. Io non lo so, io pigliaste, guarda. È permesso! Oh, Ai ai! Alfio! Prisci! Senti, passami e ti dico che non mi sento mi maccaccia. Facciamo domani. no! Io non- No, 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 no. Domani non si può. Domani non si No, può. domani faccio il compleanno mia E figlia. allora facciamo un altro giorno. Quanti anni faccio Silvana? 13? Quanti anni Ma faccio? quale 10? 15 anni. 15 anni! Maria, come si cresce! E meno male che non vorresti ancora pensieri! Oh. Chi sta? È in età difficili! Cominciano, pensano strano, ma mangiano picca, vanno a uscire sempre discoteche e poi cominciano a si vestono attellati. E per ultima cosa, se vuoi sapere cosa fanno? Vengono da voi e vi cercano. Che ti cercano? A Managon! Che ridi? No, mia figlia queste cose non ti cercare. Mia figlia mi cercava a mini minor. A mine minore. Ma siamo 15 anni. Ma infatti ci siamo. Oh papà, vedi che sta a pigliare la patente, ma dopo pigliare la mini minor. Sì, sì. E quindi cambiamo. Caro Alfio, con questa frase mi dai lo spunto per dirti che noi, esseri umani,
comuni mortali, non siamo mai contenti. Perché quando i figli sono picciritti non vediamo l'ora ma crescere, quando sul rande pensiamo, oh, era meglio quando erano picciritti, e poi non vediamo l'ora ma si maritano. È proprio vero, Alfio, quando dico che noi, esseri umani, comuni mortali, Priscilla, Sì. non siamo mai contenti. Non è? Amen. Abbonatemi le pace diceva, Che dici? figli grandi, guai grandi, figli piccoli, guai piccoli. E quindi? E mia nonna diceva, mi facesti calare un latte in te ginocchia. Tutte e due. Ma che andate? E ci guarda una torta, a mine la stortania. Ma mi spieghi che succede io? Io Che in sta facendo? certi momenti vi invidio. Perché? Vi invidio, faccio meno male che non avevo famiglia o bruno. Alfi! È una famiglia a cercare sempre, ma dai oggi e da domani e questa famiglia non è arrivata. E tu, dico tu, ti lamenti. È proprio vero quando dico che non siamo mai contenti. Non è? Io non è che volevo affetto. E che succede? Io volevo solamente dire che chi non aveva famiglia non aveva i problemi che andai per. Caro Alfi, devi capire che ormai è tutto cambiato. Mia figlia ma cercava la mia cosa. Non benissimo. Sì. E apposta prima mi dici sta maniera. C'era mia moglie, non mi sogno a mia moglie di semine minor, va bene? E c'è. Oh. Bravo, e che ce ne ci sto? Magari che saputo pure mettere, no? Fino a quando campo io un minigonna non ce ne mette. È chiaro, limpido. Alfio, i tempi sono cambiati, chi ste sia su una mattina, da me non ti ti e ti cercano. Papà, posso andare a mare in topless? Papà, posso andare a convivere? Con cui poi non si sa. E poi, papà, mi posso sposare? Poi arrivano con di belle menagonni. Capisci? È proprio vero, Alfio, quando dico che noi esseri umani, comuni mortali, non siamo mai contenti di niente. Professore, mia figlia, mia gonna non si demente, dico come una scommessa. Alfio, Alfio, non mi fare ridere perché a me una gonna ti mente tu e sa mente pure io. Dico che abbiamo vinto c'è. Io che mente? E diamo a caccia vinto volte che a me, ma. Sì, E tutto chi tu sparo urria. Se mia figlia si mette a me, sa mente. se non ti menti, ma caccia 2 volte, ecco, una scommessa 20 a tu. Ma pagate 2 c'è. Sì. Va bene, va. Tu ancora a me non pagare. Sa mente, non sente me. Guarda, ma faceste venire un giramento di testa ora? Meglio giuramenti di testa che giuramenti che a casa cosa che. E anche con questa frase, caro Alfio, mi dai lo spunto per dirti che noi, esseri umani, comuni mortali, non siamo mai contenti di niente. Perché quando avevo giramenti di testa che tu volevi un altro giramento di testa. Quando il giramento di testa è l'altro, volevo chi tocca tu. È proprio vero, Alfio, quando dico che noi, esseri umani, comuni mortali, non siamo mai contenti di niente. Arrivederci, non dovremo romani. Ciao Alfio, ciao. Saluto. Posso stare io tranquillo che chi sta andando vai a 15 anni è stata ma chiama, ma balla con che già sono sciampalato già, ma vivo che non c'ho niente, ma mi torna a casa che macchia e bullo. Pronto? Sì, papi, il sport di sta casa, top. Date che devi che non si sente, che stai facendo? Sta ballando, che sta ballando? Lento, i da discoteca ha ballato lento, c'ha tenuto una macchina assai. Un fuoco vicino alla paglia non niente, Come? Sei focosa? No, ormai
mai sentito. Se ci ordina mimosa, ti mangi mimosa. Se ci ordina panna e fragola, ormai sentiamo la torta. Posso pensare alla torta. E cogliti per casa, non ti stare assai tu, capisci tu papà? A buono? Tu che mi stai sconcentrando, ti sconcentrando. Alfiuzzo, ma che hai mamma? Non ti viu buono? Niente, che hai? Che hai? Niente, ma che hai? Dimmi che hai. Niente, che hai? Io sono anche a poco di preoccupazioni, di pensieri che domani la figliola faccio il compleanno e ci stiamo organizzando un compleanno e poi niente. Se non ci fosse ancora tuo pace, era un santo, guarda come ti guarda. Sì, ubi. E ta mamma, la figlia e la vostra, se tu vuoi capire a decidere per queste cose, anzi tu che porti i pantaloni, non certo da sciacquetti da moglieri. Se avessi stato con la sua famiglia non ne lascia a me figlio schietto. Mia mamma sperdo tu di dire un'altra cosa. Vitte nascere a Silvana con due solito giovanotto. Vire che kid sono una famiglia troppo libertina. Noi figlio ancora siamo all'antica. Pensa, Sosoro, a solo il suo figliolo, aveva 13 anni e già porta una gonna. E che famiglia sono? Qua fa nascere. Oh, ma ha fatto necessari, non è che la posso tenere vita attaccata con la corda. Almeno con questo che non usciamo, sappiamo dove stai, sappiamo quel figlio, che cosa sappiamo. No, non la tenere attaccata con la corda, no! L'attaccare con una bella catina! Che vergogna! In tuo paese, questi figlioletti, come arrivano a 13, a 14 anni, si piazzano con questi menegonni, vivo io, chi me occhi, figlio, non c'è più un mondo. La corda, sì. Ecco, non devo neanche arrivata. La torta non è pronta. Priscilla, non mi ci fa mentre panna, che mia mi disgusta. Oh, mi avevo sperduto che voi soffrite di acetato, che vinciate la panna e raruttate poi tutta la notte. Perché mi dispiace, ma ci misi tutta panna. E quattro fragoli. Senti. Ma io non capisco, ogni volta che fai un compleanno tu, a voi tutta la parte. Ora non capisci, non è buono. Ma che incinta, quando faccio compleanno io, capita una volta all'anno, faccio uno sforzo da volta e mi mangio. Ma quando fanno l'auci, ma secondo te mi posso sforzare sempre? Non è che mi potete sforzare sempre, che insomma Dio si può sforzare assai poi. Senti, è nerocata. E volete che pigliate di due fragoletti, vi mangiate e la panna? È peccato non si caccia panna, è peccato. E non ha sforzato ma pure stavolta, Sì, voleriri, che p'amori, me ne puti, mi sforzo. Piuttosto ci volessi pigliare un paio di pantaloni, che dici? Pantaloni andavo tanti. E vuoi che non ci facete? Anzi, tu Alfio, che decidiste non ci fai a figliola? Anzi, tu Alfio, che decidiste non ci fai a figliola? Alfio, non è vedovo ancora, c'ha una bella moglie. E le decisioni le prendiamo a Nite, è vero Alfio? Dice sì, sono da un occhi, è vero Alfio? Senti, i pantaloni in ta casa, fino a prova contraria, porta a me figlio e tu decidi. E chi ha viola? E che se potessi parlare a buona ne avevo asciugarito. Ma chi hai merici, mio marito? Che hai marito? Ma mi sperdiste con le pomacchione nella mano io, sai che fece pure ma se... Quindi ero campanetto. Ma senti, Caterina,
cortesia, Beh. che non mi mettete, mi facete pettegolezzi e stottaniati e io ho tutti i pensieri. Io che non voglio la caccia, che deve che vuole la menegonna e Come? Cui con la menegonna? mia figlia. Silvana con la menegonna! Ma che stai dicendo? E che vergogna, che vergogna! So com'è, un tua famiglia nostra ste cose. Senti, stai attento e non ti fare convincere. La nostra famiglia, sempre cose lunghe portiamo. Certo, questi gambe a ferro volato non dai guai. Ma che sto dicendo? Sempre che taglia in una bocca di forbice, che mormorì, che mormorì. Esci da questa carpa. Ti rissi i pantaloni in ta casa, portami figlio e decidi tu. E poi fino a quando sogno viva io, Silvana, menegonna non se ne mente, no? E manco quando sogno morta, perché morta stessa io, ne esci sotto la terra e a svergogno. Ehi, su sta terra è difficile che potete uscire. Ne esci, non ti incaricare. Vabbè. Ma io me ne esci. Vuol dire che quando morite mi calo un cemento. Ma sta sentendo? Prende cemento a Andiamo niente per caso. Andiamo niente, figlio. La serata Sì, cammina tutto mentre bagnato. camminavo ti ricuie precisamente come affari. A mia non mi interessa, figli è vostra, ma me ne gonna non c'è da accattare. Io che mi desse cavalingua. Disgraziata. E quando non c'era la crisi che mi faceva guerra. Oh bello! Diremmi dati, ma chi sta che non regge più? Ma quando chiaro? Ma tanto non vi incontrerete perché tu sicuramente sei in paradiso. Hai da come avere non ha puntato un tuo culo un per la mandano. Come se manco la supporta anche la tua ueu. Vedi tu quanto stai armato. Tutta sta tragedia me la stampa meno gonna, io non lo so. Tutta questa difficoltà io non la vedo. Che c'è figlia, che c'è? Mamma che faccio che andare? Che succede? I suoi mi vai in pizzeria, a festa ancora ballano. Mi sentivo un pesce fuori dell'acqua. E che succede? Avevano tutte la minigonna, qua 12, qua 13 e una sparto pure a 11 anni. E io con i jeans. Tutte mi guardavano come a dire, ma chissà dove vieni? Una mi si avvicinò e mi disse, ma tu da quale pianeta vieni? E ridivano tutte e baffi. Dai, non ti pigliare che poi ardite ancora i baffi manco l'anno. È vero, manco io non i baffi, hai un malo pelo. Signora, se volete ci parlo io con vostro marito, io dico tutto quello che penso. Bello mio, veniste tu. Io a mio marito ci dico pure che non penso. E non mi sento manco. Pure parecchi tia. Non ti preoccupare, bella. Io mi chiamo Priscilla. Non ti preoccupare, io qualcosa faccio. Tamenti. E chi? Quanto durava questa festa? Non gli sto mangiata allora, solo ballo visto. Io vado. Arrivederci. Anzi, signor Alfio, è un sogno vedere le sue gambe. Ne cambi? No, di Silvana. Io che le conosco so che gli altri resterebbero di sasso. E tu come conosci Silvana? Ah? Ma lui zanneggiava, vero? Perché va a casa con tutti. Resterebbero... Al mare, sì. Sì, al mare, sì. Si capiva che facevano rallegrare gli occhi. facevano rallegare le occhi, E ti apri l'occhio uno con vai a mare, Sentite giovanotto, ma salvate che a mare non c'era io, se no vogliava un sasso e mi spaccava. E ti dai vinto, vai. Ma siamo nel 2000, si Ma va vieni che viene, Vai con tesoro a mare, guardaci la tesoro in coscia. Non capisci le esigenze di una quindicenne? Non ti metti nei miei panni? Non mi posso mettere in te tuoi panni, perché? tu usi panni piccolini, papà. A te ti piace un triangolino che non ti occupa manco un fiorellino? No! Papà, ma quindicenne una ragazza sogna ad occhi chiusi, pensa ad occhi chiusi, sospira ad occhi chiusi. E tu gli apri l'occhio, se no mi mura me. Oh papà. Senti, io la voglio la minigonna, la voglio e me la metto. Tu non te ne metti? Sì, io me la metto, Non te ti ne dico metti? che me la Tu non te metto. ne Sì, metti? Non te me ne la metti, metto, ma- me la metto.
sorprendimenti. E mi faccio pure la faccia solo, mi faccio. Io me la metto! Che mazzo sai? Ancora insisti. Metta la mano pure. Oh! Ma non ha calmato no! Che se ci fa pigliare un attacchi panicolo la figliola! Fuggere per dire a Dinaglia, non porta un Tu attacco non con capisci i niente, panici. tu non capisci che ti pigliava e tutta all'interno d'avevi bampata di morfina e tutta arrossigliata di morfina! La morfina non rossiglia, la morfina addormenta. Chi da che dici tu è l'endorfina, è un'altra cosa. E allora volevo parlare gli armadi che andavano che si sono tutti sviluppati! L'ormoni, se gli ormoni non ci fanno questo effetto, è meglio mi ci blocchiamo. Bella mia. Sai che ti dico? Che è meglio per fare una passeggiata e ci fa pigliare un po' di ossigeno, ma solo uno con le cronache andante alla testa. Io la passata me la faccio, ma quando torno l'argomento Menegonna è chiuso, non se ne parla più, va bene? E i negroni non l'hai da testa, I negroni l'hai da un'altra parte, a Porto Rico non l'hai. Ma che stai armando per una stampa menegonna iddo e da bocca aperta sua mamma? Ma seria mamma. Ma che cosa io a fare? A pensare a che cosa mamma mi metti? A stregare. Silvana, vieni qua mamma, vieni qua. Che io mi sforzai e mi viene in mente che cosa. Che c'è? Senti, noi dobbiamo colpire il punto debole di tuo padre. E secondo te qual è? Gira intorno che non è difficile, ma si capisce. È vero, basta mencinare un nonno e tu si cala di tutto il suo punto debole. Bravo. E come facciamo? Che piano dai? Ora io ho pensato, come tu torna, tu gli vai incontro e ci dici papà, a me ne conta una volta più, mi faccio pure schifo, una volta proprio. Vai tu in un bel negozio e me ne compri una lunga, con straccia con cuore. Addirittura. Noi mandiamo da botica quando vai sempre io, da botica dell'eleganza, che canuccia signora. Ci facciamo scegliere una gonnetta. Poi io ci telefono la signora e mi faccio cambiare con una bella gonna come ti piace a Dio. Ci diciamo mangiare in carta in modo che tu non puoi aprire e tu non vanno da piazzi alla faccia sua. Mamma, ma sei una cannonata! Esatto! Sei talmente intelligente che mi schianto sola, certo. Ma se poi mi faccio cacciare subito? E allora Dio che è una bella faccia tuo nonno! E come? Gli facciamo giurare davanti a questa foto di suo padre che qualsiasi cosa vedrà, sentirà, sa stare zitto, calmo e moto. Mamma, Hai grazie! visto come ci funziona il negrone a tua mamma? Il negrone? I negroni. I neuroni? Chi? Papà! Argomento Menegonna chiuso, Sì. ce l'avevo detto a tua mamma, non voglio sapere niente. Sì, basta. ci ho ripensato, vorrei festeggiare questi 15 anni il più sereno possibile. Hai visto? Pure io. Voglio che mi regali una bella gonna lunga. Sì, ma egli non mi accatto io. Ma certo, scegli è tua! Anzi no, a maniti, No. io non so già un dei giri. Boutique dell'eleganza, via Cesare Battisti 47, Italia 44, blu di seta. Più veloce della luce. Ah, e se blu non ne ha, scegli un colore che piace a te. Ciao papi! Hai visto? Ah, un davo due che mantenere a me sta maniera. E chi? Ida Io. e me padri, e tu mantenerisci tu. Comunque se non c'è blu, c'è per pigliare un altro colore, che saccio, verde vomito, marronciato, un bello colore a fungia, color fungia. 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 E che colore è fungia? Che colore è la fungia? È rosa, tutto un bello rosa spampanato, come si chiama? Fucsia. Ecco chi. Fucsia, con fungia. Ma vedete che bella farfallina? Vedete che bella fragolina che abbiamo fatto? È il frutto del nostro amore. Ah, fragolina è il frutto dell'amore.
Il frutto dell'amore qual è? Ti spartisti? La banana. La banana! Ma ne vai di te, fare cavalliate riba. Ancora lei, posso uccidere lei, sabato te la senti? Sì, che quando io sento la banana non capisco più i denti. Se ci scivola Peppina, cari sembra piccolina. Se ci scivola Marisa, caro 100 chi la pisa non si alza quasi più. È l'unico frutto dell'amore, è la banana, è la banana. È l'unico frutto dell'amore, è la banana del mio amore. È l'unico frutto dell'amore, è la banana, è la banana. Non ce la faccio, E belli, non restavo niente. Ma che te dico io, Matteo? Che non è più la banana in una volta. Non ballano niente i banane oggi, come i catti si fanno neri. Ma la nuova, è vero? A te ti piace, sempre vinto ti piace. Marraccio mai! Senti! Vai! Sbatte due uova! Che me ne pigli un poco pure io! E bene, ce lo faccia figliola, va! Sì. Silvana, bella ruba papà, vieni a cama da bacio. Voglio proprio vedere a onde c'è uscita la banana romani. Ecco, Nida, quando la sua figlia meno buona arrivo romani. Altro che banana. Ricordi più i nostri 15 anni. Sulla strada della scuola ci si incontrava. Prendevamo insieme il primo tratto e scandalizzando un prete ti baciavi e guardandomi negli occhi sussurravi. E fare mi resta come un pezzo di baccalaro su tasali. Anzi, come di Pumarolo sicco su toglio, bella di sì, da maniera la vista. Vedi tu che fai il Mario con una stampa in mano gonna, vedi? Mamma mia, È permesso! Ciao Priscilla! Professore, Senti, hai un po' di premura. Eh, Però passami te dico che pensami c'è catto un bello regalo a salvare. professore, ma mi confondete! Ma facete come Hai volete. un'idea? Davvero? Bella! Passatemi. Cadi, scadi. A onde volete, Va cada? buono, va buono. Oh, oddio! Oddio, professore, cosa ci dico? Rompi sto menisco! Prego. Ah, Bibbia! Oddio! Aiuto! No, mani, giù! Che state facendo? Ti sto aiutando! Ma sono come spugliati! Ma state di droga, state che mi sfantasti una casa per puntarti! Ma c'è bisogno di dire tutto! Riputante mi cavava! Saccatemi la parte che A puntarti! fuoco mio! Rompi sto a cosa? Oh! Pure io!
sta che hai visto? Senti, ma... quello faccione che ho detto? Ui, Quello faccione di tuo marito? e ta! Quel bel... Alfio! Ecco, e non dici tutte queste parolone, dici tuo marito. Mio Oh, ma- marito, stamattina quando si è alzato, ha visto che gli è uscito il puccicino sotto le ascelle. E allora disse, quasi quasi mi faccio una doccia. Ma faciste venire un'immagine in ta testa? Ma ricordo una volta che dimmo a caccia. Eravamo sta foresta. I due camminavano avanti. A un certo punto cominciamo a surare. Surava tutto. Tutto proprio. Eravamo in sta cascata che c'era l'acqua e faceva... Quindi si spoglia. Davanti a cascata c'era sto lago vergine. Si caccia tutto. Si è tanto lago, a un certo punto le trote, la sua trota. Scusate, ma che gli sto a pisco o a caccia? A caccia e a pisco. Ah, ho capito, sparavate le trote col fucile. Bravo! Comunque, Gigi si lamentava perché lui invece della doccia voleva la vasca. E questo cosa significa, cara Priscilla? Non muricite, non muricite. Te lo dico, Non che muricite. noi, esseri umani, comuni mortali, non siamo mai contenti di niente. Perché quando abbiamo massa, vogliamo doccia. Quando hai una doccia, vogliamo vasca. È proprio vero, cara Priscilla, quando dico che noi, esseri umani, comuni mortali, non siamo mai contenti di niente. Stava con pensieri. Ma sapete una cosa, professore? Che ci sono chi Bene. che danno la doccia e pure la vasca E questo cosa significa, cara che Priscilla? danno i soldi. No! No. Che cadono in depressioni, perché si alzano una mattina e non sanno se sanno a fare un bagno, la vasca, o sanno a fare la doccia. Certo, che problema. Cara Priscilla, è proprio vero quando dico che noi, esseri umani, comuni, mortali, non siamo mai contenti da niente. Professore, ma posso dire una cosa? Dimmi, Ma non c'è una casto questo essere umano comune, mortale, non sei mai contento di niente, non ci faccio più. è l'intonazione che sbaglia. Sì, È sì. proprio vero, devi partire da qua, che noi esseri umani, comuni, mortali, non siamo mai contenti da niente. Aviri? Sai che faccio? E invece noi mi cercato il regalo a... Sì, che fine marruata fermata Bravo. all'autobus, da gnamma che siete. Piglia l'autobus Sì. e scendi, scarto negozio Sì. e piglia il regalo, incartalo e fai un scontrino, si faccia mentalotti e poi ancora si tocca. Non ti preoccupare, Priscilla, ho le idee chiare. Non siamo mai contenti da niente. Ciao, Priscilla! Questo non è normale, lo sai sempre io. A cagione un spacco. Dall'agna, Io volevo sapere perché ogni volta che mi fa la doccia io non c'è mai un filo il bagno strumento a bottiglia. Ogni morte da papa che ti fai la doccia tu, piglia la bottiglia, ci metti una stamperecqua, la sbatti e ti viene una schiuma paurosa. Di pauroso in questa casa non ci sei solo tu. Ave 6 mesi che metto acqua, ave 6 mesi. Ogni tanto la cattare, capisci? Io sto bagno, ci posso sempre l'acqua, non fai si tu schiuma. Però c'è ancora un ciauro. Oh, ma manco ciauro fai. Ah, buono. Senti, ma sciugaste in terra o chiamare i pomperi? Me la vai con contagocci. In chi vuoi contagocci e me la vai con contagocci. Sì. E
l'accappatoio stendiste fuori. Mi asciugai con fono mi asciugai, non te lo dai a cappatoio. Che volevo professore? Ah, che bello. No, io ce l'ho di comune mortale. Non ce lo vuoi contento di mente. Vabbè, ma chi sa da dire? Alberto, farci la ciao, sciuppa la lingua. Comunque ti calmaste fortunatamente. Vedi, mi sa un chiaro tu pallone che non ce la faccio. Ma calmai, certo, se chi ti sapeva deciduto prima, non mi aveva manco il nervosismo. Meno male che rientravo, che cangiavo te. Meno male, meno male. Ci va a fare passare un bello compleanno a mia figlia. A tua figlia? A nostra figlia. Nostra figlia. Senti, ma vedi che tu gli devi fare passare un bel compleanno, deve stare calmo. Ah? Anzi, visto che si mucca, devi giurare che stasera qualsiasi cosa vedrai o sentirai, starai calmo e tranquillo e ci farai passare un bello compleanno, giura. Ma non capisci a che birreo stasera di particolare? Qualsiasi cosa che vedrai, metti che bene tua mamma che gli sempre stortagnata la bocca, tu calmo. Metti che bene mia mamma che dice solo cose intelligentissime, tu ti stai calmo. Metti che parlo io di qualche cosa la figliola, capito? Giura? Giuro che... Su tuo padre? Giuro su mio padre che qualunque cosa sento stasera e starò calmo e... Dai, va una cagatina. Un maro storto però, lo faccio, eh? Maro storto qui? Io penso che i giovani quando ce la faceva mettere a sono bote. Sì, perché mio padre era un tipo corto. Era corto d'altezza, era corto di cervello, era corto di tanto cose. Ora capisci io che pigliasti. Senti, ma com'è che stamattina mi sta da stanza di tua figlia e sta tutto cosa tutta sopra, come lasciato un macello, che ti vai cercando? Ma tu che sembra che io avevo scritto qua a Giocondo? O ti pare che hai a fare con una giurata? Io girai in la stanza perché mi devo tutelare, perché io pensai che tutte e due siete capaci, mi accattate una mano buona e mi mettete in la stanza e quando io non ci porto a mia gonna, io ci pacco come uno e apro manco, pigliamo una gonna che avevo mucciata, samenti e mi fregate. Io invece io nella stanza controllando tutti i buchi, di tutti i buttusi, me ne conne da inizio non dà. E non ha fatto nudo, pacco e non da l'unico regalo che ha fatto da inizio è che tu che ci faccio io. Capisci? Dall'Argentona. Alcio, mi hai rimasto senza parole. La tua malignitudine mi offende. La malignitudine è una canzone di Laura Pausini. La malignitudine, lo sai? Senti, io poi ci piglio torta. A proposito, com'è la gonna che piscicinista? È bella, è bella? Bene. Blu. Vabbè, più tardi poi. Vai, piglia torta, va. Vai, piglia torta. Vai. Ma guarda tu, guardami tu, usaccio, se campavo tu ci facevi mettere la mano gonna, io lo so. E poi ci arriviamo. E per 3 mesi non ti parlavamo, perché ogni sciarra non c'è mesi. Tu sei troppo moderno, troppo... Ciao, genero. Oh, soggira. Questo è il regalo per la mia nipotina. E che ci regalaste, tu, soggira? È una sorpresa, né? E non si può sapere? Quando lo vedrai lo saprai, genero.
Che bello sto vestito! Un tocca a tasto, un te cinesi. Oh, che spiritosa, No. certo, sei allegro alla festa delle tue figlie. No, cattasto te cinesi. Che sono cattasto mercatino. Caro il mio genero, che cinesi, io ho il mio sarto personale, lo sai benissimo. Ancora campa? Quanti anni avevi? 75, caro, li porta meglio di te. 75 anni. Ma è vero che tu vanno dicendo in giro? Che va Ah? bene. Che gettavo tutti i macchini di cuccioli. Dici che i macchini di cuccioli gettavo, cucci cara intera. È vero? Ah, mamma mia, mamma mia. Senti, Silvana dov'è? È uscita, no? E senti, ti volevo chiedere una cosa. Ho saputo che ieri ci sono stati un po' di tafferugli, un po' di discussioni a proposito di una fantomatica minigonna. A quanto pare i pettegolezzi da me casa va arrivano subito, Soggera. Mi ha informato. Soggera, la verità che la figlia è la mia e ma crescio io, Soggera. Statevi anzi, statevi larghi, Soggera, facetevi i fatti vostri, Soggera. Capisci sto? Caro genero, devi sapere che io non mi posso fare i fatti miei. Certo è tua figlia, ma i figli sono nostri, ma non ci appartengono, caro. No, E a chi appartengono? a Gesù Cristo, caro. Ma siamo tutti figli di Gesù Cristo. E siccome Gesù Cristo figlio andava assai, facciamo finta che Silvana è nipote di Gesù Cristo e figlia mia. Capisci tu, Soggera? Oh, mamma mia, ancora in questo secolo ti attacchi a una minigonna. Io mi attacco a minigonna, che adesso si attacca nei cosci. Chi è? Silvana ancora non tornavo. Buonasera, Caterina. Buonasera. Sette domani. Genero, mi potresti spiegare un arcano mistero, vero? Perché a tua madre le hai detto siediti e a me no? Perché mia mamma abita nello stesso pianerottolo e diciamo che è gettata sempre qua. Quindi siccome avevo tutti i momenti, mi viene spontaneo cominciare con mamma a sette. Poi venite ogni morte di papa nelle ricorrenze e occasioni del genere e quindi non mi viene spontaneo, mi viene con settatevi. Comunque se volete settare, settatevi. No, non c'è Settatevi. non c'è bisogno, me ne vado subito. Apollonia, senti, che non ci rialasta a me nepoti? Non credo che ci facciamo stesso rialo. Non credo proprio, cara. Non ci portai i sordi, almeno leva posta e si serve la bretta. Oh, veramente io i soldi li regalo sempre, non aspetto il compleanno. Che volesse dire? Pure io non ci dogno spesso i sordi a me nepoti. Alfio, ha risolvisti la questione della mia nonna? È rientrata da sola, mamma. Mi ricordo io, 30 anni sono, vero? In quel di Brescia, che la minigonna mia figlia. Già stamattina ho capito. Ma no, la vedeva indossata a me. Io ho dell'età di 14 anni che mettevo la minigonna. Ah sì? Da nostra famiglia sto cose non si
usano, no, e mai si useranno. Vero Alfio? Guarda, beh. guarda come ti guardo papà. Beh, che vi devo dire? Ognuno pensa, fa, dice quello che vuole. Certo, quando ci sono delle belle cose da mostrare, uno le regala, le mostra, ma quando non c'è proprio niente da far vedere è meglio tenerle nascoste. Ma Alfio, vero che si vuole sempre sciarriare, non vedi che è doveri. E fa finta che non E che fa finta, fa finta. Ma insomma, non sono venuta qui a sentire lamentele piagnistei, va? Lamentele, poi che dissi? Pagnostei, che sono ste pagnostei? Sicuramente sono cose offensivi. Sto girando per favore. Calmati Caterina, calmati che ti sale la pressione. E poi oggi è la festa della mia nipotina. Alfio, la sentisti? La sua nipotina. Senti, sono nipoti e pure me nipoti. Anzi, bella, ciù sai e me nipoti, perché i pantaloni porta mio figlio. Alfio, ma la senti? Ma la senti? Ma la sento, lei la sente? Sì, la sento. Quindi si sente? Si sente? Non è sentito che questione senti? di linea, si sente? Vabbè, ho capito tutto, ho capito tutto, ho capito tutto. Facciamo una bella cosa. Io vado a farmi una passeggiata, va bene? Vado a farmi una passeggiata. Vai, vai. Nell'attesa che la signora Caterina si calma. Va bene? Ma guardate, guardate, vi sembrate due mummie uscite dalle piramidi dell'Egitto. Le mummie devono stare dentro i sarcofagi, va bene? Non andare in giro a spaventare la gente. Trogloditi, buzzurri. Vai, Sì, vai. vado, ma torno. Vado. Signore, quanto è provocante. Sa putella è tutta arrappata e vuole fare la figliola. Rappata chi? Non perisse rappata. Non perisse rappata. Arrapata risse. Arrapata. Idda che ancora lo sente. Ma basta, non voglio sentire più la parola. Ma si sente? Torno. Si sente, sì, Torno. si sente. Si sente. Ma non hai che tu come fai? Non ogni modo. Fare tu cane caiatta. Guarda come ti guardo papà. Non saccio per chi, ma guarda sempre a chi, come ti menti. Ma vero che papà ogni tanto guarda pure a te. No, poi guarda pure a te, papà. Ah, è permesso? Oh, professore. Ciao Caterina! Buonasera, Ti ho professore. comprato un bellissimo regalo a Silvana per stasera. E che ci cattasto, Che professore? c'è cattasto? Sarà una sorpresa! E che hai un'ata di sorprese oggi? Hai visto come stia? Voi siete una famiglia. Lo sapete, siete di Potevo famiglia. pure non mangiare un po' di Ma non mi sentiva meglio senza niente, sai, 15 anni sono 15 anni, il prossimo lo farò sicuramente a 18 anni. Come? Stati ora 3 anni senza non ci facete reali? Ma che dici? Ma che dici tu, ma come? Uno faccio un regalo quando si sentono faccio, che sto ora che fanno pigliare. Ma che fila che c'è la pasticceria? Ah, Ma Silvana, come mai ancora non viene visto essere già qua? Alfio, alias va cercala, se no la torta si agitia. Oh, che mi piace di la lingua. Va, che andà, Priscilla, che burburi? E che dico, non ce la faccio più. Non più una smarrita mia figlia. Priscilla, con questa frase mi dai lo spunto per dire che noi, esseri umani, comuni, mortali, non siamo mai contenti di niente. Perché prima non vedremo l'ora che i nostri figli si fanno zii, poi non vedremo l'ora che i nostri figli si maritano, poi non vedremo l'ora che i nostri figli fanno primo figlio, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, e poi non vedremo l'ora ma diventano nonni e sbonnonni e tutto quello che ne consegue. Ma è meglio che non figlio no. E allora è proprio vero quando dico che noi, esseri umani, comuni, mortali, non siamo mai contenti
Non è. No, Non so vuoi che mi tieni a mia, non Buonasera a so vuoi che mi... era ora. Buonasera. Professore, buonasera. Sto di asto tu, invece mi dice buonasera. Sì. Come mai con st'ora? Scusati, perdiamo tempo perché Lorenzo aveva un colloquio di lavoro, Colloquio di lavoro, da Sì. mattina a testa ma lavoro. Sì, per me stesso e per non gravare sui miei. Che È proprio vero allora quando dico che noi, esseri umani, comuni mortali, non siamo mai contenti. Per chi? Quando abbiamo travaglio, non volimo. Quando non la non l'aiamo, volimo. È proprio vero, caro figliuolo, quando dico che noi, esseri umani, comuni mortali, non siamo mai contenti. Sì, cominciamo a festeggiare che la panna e la torta si fa ci agita. La panna è fresca! Ma va a finire, aspettami! io sto parlando assai. Io comincio a sentire freddo. Ma quando cambio studio? Cara Caterina, è proprio vero quando dico che noi, esseri umani, comuni mortali, non siamo mai contenti. Benente. Per chi quando abbiamo freddo volimo caldo, quando è caldo volimo freddo. È proprio vero Caterina quando dico che noi, esseri umani, comuni mortali, non siamo mai contenti. Ma ora chi è stato spasato che parlate tutta niti? Hai aprimo sta torta e muovimo. Ah, va a venire mesogera. E quando vieni? Lorenzo, se vieni nella mia stanza ti faccio vedere lo stereo che avevo La stereo. Noi andiamo. Invece mi vieni da stanza, tu pigli lo stereo e lo porti a casa. Così lo vedo pure. Ma tutti sono passati soli in ta stanza, oh mamma mia, non io ora mi aprimo sta torta e me ne vai a me casa. Mi aprimo sta Stefanino! Ho promesso. Ricordati, Sì, ma- stare io con questa vita! Ma tu? Ma A me io non mi- la guardo io la figliola, vai vai tu. Vai, Che vai tu. vai, Vai tu. Va bene. Non è giusto che stanno solo dai. e mi aprimo sta torta. Intanto metteci un po' con l'acqua santa a tua mamma, vediamo se ci caccio il diavolo! Ma senti, Alfio, hai la prima torta? Mandai a dire e correggere un po' chi compra. Professore, non c'è pesce stasera. Prepariamo! Se non vi prima mangiate la che si torta, voi agiti. stanno a mentire. Che stai Ormai dicendo? Buonasera, professore! Buonasera, Apollonio. I miei omaggi. Professore, non si mammaggio! Ma così. Alfio, allora mia figlia dov'è? è andata là dentro. Eccola, eccola. Come sei bella, come sei bella! Quando mi tu mi esce subito il ne, non so perché! Ritorni ai vecchi ricordi della civiltà. È vero! Ma dove sei finita? Non lo so, in questa valle di Zulu, Ti troglodito, ti sei imbolgarito. Ma torna da me, ritornerai a vivere. Sì, prima ammazzo mia suocera e poi torno da te. Senti cara, bando alle ciance. La torta per le compagne di scuola l'ho pagata io. Oh, Soncera, voi che siete sempre stata espansiva. Espansiva, non ci potevo bavare pure Caro genero, io non mi tiro mai Non lo indietro. so, mia mamma con te allargata di qua. Senti Alfio, vai io un giorno un'occhiata Ancora? da Inter, non torno. C'hai la testa. Ma che stanno E facendo? non essere così esagerata, ma ho paura. Silvana! Vieni a casa, nata mamma! Siamo pronti? Sono vicino Tornato. Cara. Hai sentito la musica? Sì! Mancano pochi minuti, iniziamo a festeggiare. Sì. Momento, Ai. prima di iniziare devo fare una cosa. Ai, I vostri reali sono tutti a casa. tutto qua.
Ma non lo muovo, sono sicuro. Vedi che io, dopo 15 anni, ti feci il primo regalo. Io, usciria io, lo scattai io, quindi ci tengo mai è monumento sopra. Faccia di questi pantaloni, e mentre tu Ok, torna subito. Che ci regalasti? Che ci regalasti? una gonna, ma una gonna. Una gonna come? Una gonna longa, Longa, fino a ondi, longa. fino a casa. Ah, bravo. Ah, una monaca, pare. Sentite, è inutile che io non mi nascondo niente. Io mi sento che mi piglia cacca così, io come compare mia figlia, come un regalo che ci faccio io. Pigliamo anche una fotografica, pigliamo anche. Sicuro che ti piglia una cosa. Allora facciamo una cosa. Che facciamo, dimmi? Voi guardate tutto per la porta. La porta. Chi dà? Chi dà? Ok. Quando io già compari, battiti. Perché io mi stai qui spalle per la porta. Quando voi battite mani, io mi giro Oh, girati, Alfio, girati. e ci faccio la foto. Va bene? Aspetta, Allora tu quando ti giri ci fai Aspetta che non capisci a parte un giro. Ma fa ridere un attimo. Siccome io sono uno che si emoziona, che non ci vuole niente, mi ci piglia qualcosa. Se io mi metto, mi aspetto a mia figlia così, come compare, vengo. L'applauso che fate voi a me scapita. Oh, quindi che tu che Quindi fai? io aspetto un dato di spazio. Pronto mi ci fate, voi battite i mani, io mi giro Oh, girati, Alfio. e ci faccio la fotografia. Va bene? Aspetta che ora io mi sento male un attimo. Dicevo, guardate per la porta. Guardate per la porta. Stai, inizia un bicchiere. Dicevo. Non ne scia ancora. Sta discendendo. Allora, Alfio. Girati, Alfio. Girati, Alfio. Ma non ci piarazzi sta gonna, disgraziata! Disgraziata, gonna longa! Io ci arriverai, chi non ci arriverai, io vacanti immediatamente che per mazzo vacanti. è la tua! Se roderà quando roderà! No, ma io non te vaio! No, te mi effetti torta, ma non te vaio! Guarda che cosa... insomma! Che cosa avete visto? Un mostro? È bellissimo! Bellissima! Che il tuo regalo! Però ma caccia di sta cosa, Ragazzi, devo ragione con io una no, non te vai, non voglio manco aspettare che torta. Poi vieni ma portami a casa e non ci facciamo mai! Mannaia! Alfio, vedi che t'ho figlio! Alfio! La pigliare con filosofia, fallo parlare, Priscilla! Alfio, tutto scorre! Passerà anche questo momento! Anch'io devo dirti una cosa, Alfio. Tieniti forte. Te la ricordi la sorpresa? Alfio, anch'io gli ho regalato una bella minigonna a Pua. Anch'io cara, una minigonna chic. Eh sì, ma tu? E anch'io gli ho regalato una minigonna con lo spacco laterale. Ma pensa, te ne puoi mettere una al giorno! Una al giorno te ne puoi mettere, quando muoio io ti metto. Ancora! Ancora! Ragazzi, questa cosa immediatamente va. Vedi che tuo figlio a me è una donna! Lo capisci o no? Pure Sant'Alfio, ci facciamo una donna. Dai, dacci una fotografia, figliola! Poi non fotografia, in questa maniera non se ne parla nemmeno, a mezzo buco, solo una faccia, non se ne parla nemmeno. Non annesce a nulla parte, adesso con te fotografie, a vacanze. No! Rosso, non avevo pensato. Alfio, io penso che una minigonna non ha mai rovinato una donna, soprattutto se portata con giovinezza, fanciullezza, destrezza, azza. Registro una stronzatezza. E poi, caro Alfio, io penso che quel pezzettino di donna non
possa sicuramente o certamente intaccare la verginità di tua figlia. Cosa poi ho detto? Voglio dire solo verginità. Chissà, non è una festa. Beviamo e dimentichiamo, beviamo. Volevo fare gli auguri a Silvana. Auguri Silvana, sei più donna dell'anno scorso e di ieri. Tu sei più storto l'anno scorso e più da ieri. Assai. Papà, non si può etichettare una ragazza da una minigonna. Certo, quelle con le gonne lunghe hanno avuto un cammino corto, invece lei con una minigonna avrà un cammino lunghissimo. Come il tuo, ma... Guarda che ci sta buona, va. Guarda che bella, dai, bevi. Tu sai che non ti sta male, Dai, la foto. La foto. Beviamo. Ecco qua. Ora va cacciatilla, va. Ma mi ha detto che ti sta bene. Buono sei! Oh, sei bellissima, auguri bella, auguri. Domani dimentichi da fuori, dopo domani chi da con spacco laterale. Dimentico io, non la faccio con un po'. Sì, quella di noi. Ti facci stipila, sì. Certo. Non mi a dire niente voi, professore. Alfio, sinceramente, prima di andare avanti anch'io devo dirti qualcosa. Alfio, io non sono Pompeo, sono Pompea. Ma arriva strana a mia situazione. Avevi cascati i bovonci che ti sono venuti. Ecco perché parlava lì, ti trovo. Caro Alfio, pensi che una minigoncia non abbia stappate, non abbia mai rovinato una donna. Figurati che io la porto tutti i giorni. Professore, Anche quando vado a scuola. se permettete stavolta un brindisi lo faccio io. Nascimo mascoli e volevo essere femmina. Nascimo femmina e volevo essere maschio. È proprio vero. Non è che non siamo contenti di niente. Non si capisce niente. Ti ricordi più i nostri 15 anni? Sulla strada della scuola ci si incontrava e parlando del più e del meno dei nostri affanni, con la radio sull'orecchio si sentiva. Stefano Morabito. Sofia Marasco. Emanuela Borrello. Imma Poeta. Santo Nicito. Maria Latella. Nella scuola ci si incontrava e parlando del più e del meno dei nostri affanni, con la radio sull'orecchio si sentiva.
vivevamo in